In primo grado erano stati assolti da ogni accusa, in appello stravolto il verdetto. È il processo cosiddetto Apocalisse, dall'omonima operazione antimafia che fece luce sulla rete di fiancheggiatori dell'allora capomafia latitante Giuseppe Falzone e sugli interessi economici della cosca di Campobello di Licata. Dopo ben 4 ore di Camera di Consiglio, la seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduta dal giudice Marraffa, ha condannato Pino Gambino alla pena di 8 anni di reclusione, Ferdinando Bonanno a 4 anni ed 8 mesi, Giovanni Marino a 2 anni e 2 mesi e Francesco Cottitto a 3 anni di reclusione. Assolto Giancarlo Buggea, di Caricatti, difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Lillo Fiorello. Buggea era stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi di reclusione dal GUP del Tribunale di Palermo, Daniela Troia, per il reato di intestazione fittizia dell'Associazione Agricola La Rotonda dei Pini, in concorso con Francesco Cottitto. Assoluzione confermata per Calogero Paci, 37 anni. La vicenda è il compendio giudiziario dell'operazione antimafia Apocalisse che portò in carcere nel marzo del 2010 8 persone ritenute fiancheggiatori del boss, allora latitante, Giuseppe Falzone, processato a parte ed assolto come Buggea e Cottitto dall'accusa di intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso, sempre dell'azienda agricola La Rotonda dei Pini. Gli imputati erano accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso e intestazione fittizia di beni.